Oggi è stata una bella giornata per l'Istituto Tecnico Ottoca, ben diretto da Franco Fronge, dove io insegno. Uno dei docenti referenti sono stato, insieme ad altri colleghi, che doveva accompagnare i ragazzi ai seminari e soprattutto nei giorni precedenti a questo prepararli per visitare gli stand lavorativi. O gli stand dove vi erano le opportunità lavorative. Noi abbiamo delle quinte. La giornata di oggi si è svolta secondo una modalità che è quella dei pre-colloqui. I ragazzi si sono accorti delle opportunità lavorative che vi sono in provincia di Oristano e non sono poche, e i ragazzi da questo momento penseranno sicuramente a diplomarsi, perché abbiamo gli ultimi 100 giorni, quindi adesso c'è lo sprint finale e i ragazzi si diplomeranno a giugno, inizio luglio, ma subito a luglio stesso, già ho sentito qualcuno che si promuoveva, qualche azienda che si promuoveva, a luglio possono andare nelle aziende che oggi hanno sentito dove sono andati, hanno visto le loro attitudini, le loro qualità, e magari le stesse aziende gli hanno dato appuntamento per luglio, e noi speriamo sostanzialmente di immettere più studenti diplomati possibili nel mondo del lavoro, perché il compito dell'insegnante è quello: insegnare sia a vivere, insegnare la vita, ma insegnare anche ad essere immettere nel mondo del lavoro possibilmente. Insegno, anche se insegno lettere, nel corso di meccanica e meccatronica, quindi la richiesta ho visto negli ultimi anni, e da tanto ormai che insegno all'Ottoca, la richiesta l'ho avuto anche facendo l'amministratore locale, ho avuto modo di vederlo, le richieste di quelle professionalità, di quelle mansioni sono davvero tante, ma poi abbiamo elettrotecnici, informatici, appunto i meccanici, insomma sono tanti i corsi dell'Ottoca che si prestano davvero ad essere subito immessi nel mondo del lavoro. Per noi la giornata d'oggi, devo dirla, non mi sostituisco al dirigente che è stato bravissimo nell'organizzazione, lui sì, il vero caposaldo di questo istituto, però davvero per noi è stata una grande giornata e speriamo domani siano tante belle giornate anche per i nostri alunni.